Buonasera a tutti, benvenuti all'Ateneo Veneto, benvenuto al cast del Medico dei Maiali e al regista e autore del testo. Si parla in questi giorni moltissimo di regime change in relazione alla vicenda iraniana e secondo me questo spettacolo è attualissimo perché si parla di regime change, non per eventi esterni ma per eventi interni. Tutto infatti parte dalla morte improvvisa del re d'Inghilterra e deve constatarne la morte non il medico di corte, ma un veterinario che era l'unico medico che era lì, esperto di maiali. Da questo evento non spoilerò niente perché è la prima cosa che accade e d'altro canto che il re sia morto è una scritta che compare per tutto lo spettacolo nella scena. Da questo evento parte una narrazione che vede coinvolti il figlio del re, il principe ereditario, i consiglieri reali e anche il veterinario, in un intreccio piuttosto articolato con vari colpi di scena. Ovviamente non ve li racconto perché chi li ha visti e chi non li ha visti deve andarli a vedere, deve vedere lo spettacolo. Quello che mi preme rilevare in breve però è che questo testo ci invita a ragionare su come si sostengono i regimi, che siano monarchici o parlamentari, su come possono cambiare anche per puro caso e di come il potere alla fine tenda a perpetuarsi, anche con persone incapaci. Ne è un esempio il principe ereditario che si autodefinisce fin dall'inizio stupido, ma poi una volta che assapora il potere acquista tutt'altra consapevolezza. Questa è una favola nera sul potere, una favola perché Davide Sacco, che ringrazio davvero, Grazie. È una favola perché le ambientazioni sono di sapore onirico, però impattano direttamente sulla realtà. E anche le storie di maiali che sentirete raccontare più volte nello spettacolo sono come i maiali diventano dei paradigmi per l'atteggiamento dell'uomo nei confronti del potere e Orwell ci ha insegnato qualcosa. Dicevo favola nera perché tratta della volgarità del potere in un testo spietato e con un linguaggio incisivo e devo dire che gli attori per la mia valutazione sono tutti all'altezza di questo testo. I protagonisti in particolare Luca Bizzarri, il medico dei maiali e Francesco Montanari, il principe ereditario, affondano totalmente la loro recitazione nella spietatezza del testo, però non sono mai fuori misura e devo dire che è un'interpretazione veramente pregevole. Concludo con una domanda che abbiamo sentito ieri più volte e che non ha mai avuto una risposta. Ma lei, Luca Bizzarri, Alfred, per chi vota? Lascio la parola ad Alessandro Businari. Svio? O la vuoi accogliere? La vuoi prendere? No. No, allora andiamo. Allora, grazie di essere qui ragazzi, benvenuti. Io sono Alessandro Businaro, lo dico anche un po' per iniziare, sono il direttore artistico junior del Teatro Stabile del Veneto. Da pochissimo i teatri nazionali hanno questa figura, diciamo che è il direttore artistico che si occupa delle nuove generazioni, della nuova drammaturgia e anche della divulgazione in un certo senso di tutta una serie di processi anche se vogliamo, no? Che ci sono nel nostro lavoro. In questi incontri io faccio delle domande, in verità non faccio le domande, propongo delle cose, propongo delle riflessioni che ho fatto, io ho visto lo spettacolo ieri sera e poi voi potete raccoglierle se volete, giusto per un po' aprire, poi passeremo anche la parola al pubblico se ha delle domande, delle curiosità rispetto a chi l'ha visto o chi magari lo deve vedere. Un po' la trama l'abbiamo raccontata e diciamo che la trama, diciamo, è da lì che parto rispetto a una serie di riflessioni per chiedere questo, e poi chiedo subito a te Davide, ma poi appunto apro la questione un po' a tutti, no? È raro in Italia, lo dico, ne approfitto anche per fare il mio ruolo in questo caso, no? Visto che siamo praticamente coetanei,
è raro in Italia, e sono regista, io lavoro in qualità di regista, è raro in Italia trovare una drammaturgia contemporanea, no? Che abbia anche questa potenza, questa precisione, questa compattezza, mi viene a dire anche, no? Rispetto al lavoro che avete presentato, che venga prodotta e che venga distribuita in questo modo, nel senso che comunque questo lavoro ha ricevuto il premio, se non mi sbaglio, a Nuove Sensibilità, giusto, a Napoli, e dopodiché è stato candidato, è arrivato in terna, no? Finale alle maschere. La domanda che voglio fare a te, ma poi apro un po' anche a tutti se volete intervenire, è: qual è la genesi di questo spettacolo? Qual è la genesi del testo? Cioè, da dove sei partito e poi siete partiti tutti assieme? Buon pomeriggio a tutti. Questo testo fa parte di una trilogia che è la Ballata degli uomini bestia, dove è l'uomo più crudele del mondo e che ha girato negli scorsi anni, Sesto Potere e Il medico dei maiali. Ed è un racconto appunto sull'utilizzo, quasi sulla parola, volendo potere, le declinazioni e tutto il modo di gestire questa parola, l'utilizzo del potere, essere utilizzati a propria volta dal potere. E quindi diciamo qui nasce il seme che poi chiaramente, come tu sai benissimo, un testo non ha né un inizio né una fine, è un percorso, quindi è difficile capire come nasce, se è già nato nel momento che cominci a mettere la prima parola o lo stai costruendo al momento, quindi questa è la questione. Sulla drammaturgia contemporanea e sul dibattito che possiamo aprire sulla povertà, chiamiamola così, italiana, e lo si può pensare con polemica o senza, della presenza della nuova drammaturgia, questo dobbiamo sia dare delle colpe sia darci delle colpe, perché purtroppo i linguaggi del contemporaneo tendono a chiudersi all'interno di un ermetismo che non permette che un testo incontri il pubblico. Io sono un credente del rapporto con lo spettatore e di raccontare storie, di raccontare favole che possono avere una chiarezza di un inizio, un svolgimento e fine, un teatro vecchio paradossalmente, rispetto a quello che è il mondo del contemporaneo, perché il contemporaneo è una parola che non vuol dire nulla. Il contemporaneo è un passaggio di secondi che però sono già passati o troppo futuri. Quindi come possiamo dare la colpa che negli ultimi 10 anni i teatri, scusa, no 10, anzi negli ultimi 20 anni i teatri non hanno avuto il coraggio di imporre le drammaturgie contemporanee e imporre nel senso educare il pubblico al concetto che esiste altro da un punto di vista, oltre gli autori ben noti e ben affermati, dall'altro lato noi ci dobbiamo prendere la responsabilità che non possiamo pensare che il teatro sia qualcosa di intellettuale o intellettualoide che può vivere senza lo spettatore. Quindi diciamo per me il discorso è ampio in questa maniera. Una domanda che pongo in questo caso veramente a tutti: come siamo arrivati a quello che vediamo in scena? Nel senso che noi possiamo immaginare, lo dico anche a fini divulgativi, diciamo, al di là che possiamo immaginare, no? Che ci sia stato appunto un progetto di regia, eccetera, però mi piacerebbe capire come siamo arrivati allo spettacolo che abbiamo visto ieri, anche all'incontro con la squadra di lavoro. So che comunque è un rapporto che va avanti da un po', però mi piacerebbe un po' venisse anche raccontata questa cosa. Io. Buonasera, buonasera a tutti. Dunque, io e Davide e Ilaria, che è qui presente, non so dove sia, siamo soci, dirigiamo un teatro, il Teatro Manini di Narni in Umbria. Abbiamo all'attivo varie produzioni, coproduzioni della nostra società, e tra cui questa, che è coprodotta insieme a Ente Teatro Cronaca. Fondamentalmente io sono un grande fan di Davide come autore, e altrimenti non ci avrei fatto una società, diciamo anche questo, e anche come regista, altrimenti non ci avrei fatto una società. Lui quando ha scritto questa trilogia abbiamo cominciato a pensare, no, a come poterla far diventare una concretezza nel senso come poterla far diventare uno spettacolo effettivo e vari spettacoli. E su ogni testo abbiamo ragionato. Sul medico dei maiali, devo dire immediatamente
ci è venuta l'idea un po' folle, perché non conoscevamo la persona che non ci dice chi vota, e abbiamo pensato, ma se glielo facessimo leggere, vediamo che succede. Luca Bizzarri ha letto il testo, devo dire, anche in tempi molto celeri, che è molto raro comunque per, per la nostra contemporaneità, appunto. Gli è piaciuto, ci siamo incontrati e da lì è partito tutto. Poi da lì c'è stato l'incontro con David, da lì c'è stato l'incontro con Mauro Marino, Luigi Cosimelli è un altro anche attore dello spettacolo che fa parte della nostra squadra, e da lì niente, insomma, è cominciato questo lungo viaggio che conclude domani i primi 2 anni di tournée. Domani, grande festa al Teatro Goldoni. Spritz, almeno spritz. E poi ci sarà, speriamo, anche un terzo anno e così via. Grazie. Volete aggiungere qualcosa? Pensieri? Luca? No, niente, sei timido. Ti ritrovate su tutto. Una cosa che colpisce, almeno che a me ha colpito, e sentivo un'intervista, cioè vedevo un'intervista, un video, credo che avete fatto voi due, non un video, cioè un video, non un'intervista. Dicevate questo è uno spettacolo che in qualche modo di cui si pensa anche dopo. Ed effettivamente stamattina sono venuto con un amico e collega a vedere lo spettacolo ieri sera, questa mattina ne parlavamo mentre facevamo colazione e ci dicevamo che una cosa che colpisce molto del lavoro per chi l'ha visto e per chi lo vedrà è che, forse anche riprendendo quello che diceva Davide, la tematica di partenza rispetto al teatro contemporaneo, chiamiamolo così, lo uso solo come classificazione, diciamo, per riconoscerlo, no? Che è molto basato sull'autobiografismo, molto spesso, no? Le storie delle nostre vite, del quotidiano, eccetera. Questo testo ha un respiro, direi quasi shakespeariano, no? Sembra effettivamente un qualcosa che però d'altro canto si appoggia e tocca anche delle questioni, come possiamo dire un principe inglese travestito da nazista, diciamo, no? Oppure appunto proprio tutta una serie di riferimenti, prima sono stati menzionati, no? Con la contemporaneità, che toccano in maniera inevitabile. La questione che a me colpisce e che vi chiedo a voi effettivamente è, da attori dentro a questa maglia, come ci si muove, cioè come lo avete affrontato? Nel senso, immagino che il tipo di lavoro rispetto a magari, che ne so, un Langs, un certo tipo di drammaturgia, no? Inglese o americana, eccetera, eccetera, questo sia un lavoro che necessita anche di un certo tipo di scelte attoriali molto forti, molto drammatiche, nel senso da attori che decidono in qualche modo di fare un lavoro anche artigianale da attori, non so come dire, no? Cioè, rispetto a voi, come è stato affrontare questo testo, che uno pensa a una drammaturgia contemporanea, io lavoro spesso con la drammaturgia contemporanea, leggo tantissima drammaturgia contemporanea, in questo momento sono in giuria del premio Leo De Berardinis di Napoli, ad esempio, quindi sto vedendo tantissime drammaturgie contemporanee, molto spesso sono ehi ciao, come va tutto? No, e questa cosa qui invece ha una sua tessitura, un suo corpo molto complesso, in senso buono, dico. Sì, secondo me hai centrato un punto quando hai detto shakespeariano. Shakespeare è più facile da recitare perché è scritto molto bene. E adesso non voglio che poi Davide si monti la testa, però questo testo è scritto talmente bene che non è difficile da recitare, bisogna dirla a memoria. eh, che comunque non è una cosa che succede molto spesso, cioè dirla a memoria e fare in modo che si senta, che è anche una cosa questa che non si sente molto spesso sia in teatro che in cinema, già il fatto che la gente capisca quello che tu dici è già un passo avanti rispetto a molto cinema e molto teatro italiano. E quindi questo, a dire la verità, è stato il lavoro più, per me, che parlo in continuazione in questo testo, è stato il lavoro più difficile ed è il lavoro più difficile, quello di farmi capire e di arrivare in fondo alla sala. Perché poi il testo è lì, è molto chiaro, non ci sono tanti sotterfugi. La cosa divertente e anche un po' spaventosa è che è un testo che non è nato contemporaneo, è diventato contemporaneo, nel senso che quando Davide ha scritto questo testo, il mondo era meglio di come è adesso.
In questi 3 anni, 4 anni è peggiorato. A un certo punto, sì, forse abbiamo parlato sfortuna noi. C'è una responsabilità, Cioè, forse. a un certo punto Francesco fa un balletto molto riconoscibile, ma quel balletto lì l'abbiamo messo dentro 3 mesi fa, 2 mesi fa, non c'era nello spettacolo. Cioè è il mondo che è peggiorato e si è avvicinato al nostro testo, non è il nostro testo che si è avvicinato al mondo. E questa è una cosa spaventosa perché il testo è spaventoso e il mondo sta diventando sempre di più così, come il medico dei maiali, insomma, con questa gestione del potere che è in mano a degli inadeguati, perché è inadeguato lui, ma sono inadeguato anch'io, cioè è uno scontro tra populismi quello che succede in questo testo. E mi ha fatto sorridere ieri sera una spettatrice che alla fine ci ha aspettato per fare le foto e mi ha detto speravo di vedere uno spettacolo che mi desse un po' più di speranza e gli ho detto no, invece il nostro è proprio di levarvi tutte le speranze, andare a casa senza speranza. Esatto. Che la speranza, io almeno guardandolo, la speranza in qualche modo vacilla nel momento in cui ci si accorge che è un po' che il potere seduce moltissimo, no? Cioè che inizia l'inizio di questo spettacolo, non voglio spoilerare per chi non l'ha ancora visto, però le posizioni sembrano molto chiare, no? Da fuori ci sembra di vedere, come dire, un osservatore, non dico freddo, però almeno critico rispetto al potere, rispetto anche a tutta una bramosia. A un certo punto questa cosa diventa più liquida, no? Diventa... Sì, ma è la storia di tutti i populismi, la mia, cioè del populismo che si avvicina al potere mandando tutti a fare in culo, però poi quando arriva al potere capisce che si sta bene lì e che è meglio non cambiare troppe cose, forse. Però, come dire, è la storia dei populismi, è la storia della politica di adesso e con questo abbiamo a che fare. Ma ripeto, secondo me Davide, quando l'ha scritto, non aveva in mente quello che poi sarebbe successo davvero, perché non poteva saperlo. Cosa usavamo? Quando non usavamo il verbo spoilerare, come facevamo a usare? Anticipare, rovinare, forse. Io trovo terribile il verbo spoilerare. Terribile Anch'io lo uso, spoilerare. anch'io lo uso. Rovinare, Adesso, quando dire il l'hai detto, mi sono finale. chiesto, ma come abbiamo Cosa non fatto si per può anni dire a vivere senza senza spoilerare? dire spoilerare? Anticipare. Anticipare. Anticipare rovinando, però. Anticipare Perché- rovinando, Perché sì. non è proprio solo anticipare. Una domanda che volevo fare, che ci pensavo, no? Questo spettacolo dicevi che fa parte della trilogia, che è una trilogia che cerca un po', da quello almeno da come si presenta, indagare le bestialità che ci sono anche all'interno dell'umano, no? Quindi forse, ecco, diciamo che se facessimo un processo, diciamo, Davide un po' lo sapeva, cioè nel senso, obiettivamente c'è un'intenzione, no, di indagare determinate cose. Cosa ti interessa? Cioè nel senso, la cosa più, diciamo, il motivo per cui sembra shakespeariano è anche questo, no? Cioè nel senso, Amleto, Re Lear, no? Cioè sono tutti specchi, no? Specchi dove vediamo le cose più anche squallide, no, dell'umano. Che cosa ti interessa in questo testo? Qual è l'aspetto bestiale, al di là di tante cose che abbiamo citato, però qual è il lato bestiale che ti interessava? Ma in generale a me mi interessano le contraddizioni, cioè quando è difficile, cioè succede una cosa nella vita, che noi abbiamo un dannato bisogno che le cose siano coerenti, cioè cerchiamo la coerenza in tutto, nelle persone. Il teatro ti concede di non avere coerenza. E questa è una cosa bellissima, quando i personaggi, quando la vita, le storie che racconti non sono coerenti tra di loro, perché poi purtroppo scopriamo che la vita non è mai coerente come noi cerchiamo. E quindi l'indagine che è stata fatta è quando è che un uomo diventa una bestia? E una bestia, poi cos'è? Pirandello diceva sempre una cosa molto giusta, a proposito di bestia, proprio, l'uomo è una bestia che ruba, che uccide, che però può anche scrivere la Divina Commedia. Ok, però è quel momento, quindi ci racconta già una cosa appunto incoerente. Scavare quel passaggio
tra rubare, uccidere e scrivere la Divina Commedia, in quel respiro c'è l'uomo, ci siamo noi. E questa è l'indagine che penso che chiunque fa teatro tenta quantomeno di aprire questo spazio e buzzarsi là dentro. Grazie mille. Apro già se ci sono delle questioni. Intanto volevo capire quanti di voi hanno già visto lo spettacolo. Facciamo un'alzata di mano. Ok, una metà più o meno hanno già visto lo spettacolo. Ci sono delle domande, delle riflessioni che volete condividere? E si va. No. Pensieri? Sì, lì c'è uno, vediamo se... Sì. Secondo me non rovinerà assolutamente la visione che avrò domani. Dicevo che il testo l'ho letto quando sono venuta a vedere L'uomo più crudele del mondo e mi ha colpito veramente, naturalmente. Sono rimasta affascinata da Davide, lo adoro veramente. E secondo me averlo letto prima non anticipa in modo rovinoso. Secondo me no. Lo vedrò domani, non vedo l'ora. Speriamo di non fare brutte figure. No, alzando l'aspettativa. Impossibile. Dirà era meglio il libro. Questo è quei casi che il libro era meglio. Quello succede nei film di solito. Comunque spero di poter vedere anche tante altre cose di Davide. Speriamo, grazie. Perché a Narni è un po' difficile arrivare. Qualche qui. Allora, io l'ho visto ieri sera lo spettacolo, allora anch'io devo dire, senza cercare di spoilerare troppo, ci ho creduto a un certo punto che ci fosse, insomma, un finale diverso possibile, cioè un finale, insomma, diverso, non dico altro. Quindi mi ero illusa per un po', dopo invece vabbè, è cambiato tutto e ecco. A me una cosa che ha colpito tantissimo è il pezzetto del monologo di Luca Bizzarri, quando faceva quel discorso tra padre e figli, i figli esistono anche senza i padri invece esistono e come dire, anche nell'assenza di rapporto tra il re e il figlio, che non si stupisce neanche quando sa la causa della morte del padre, rimane indifferente, che è tremendo, cioè nel senso non solo è morto il padre, ma anche di una causa che non dico, però in quello cioè, c'è la disumanità anche, come dire, globale, poi c'è anche però nel rapporto tra il padre e il figlio, che poi come se contagiasse un po' tutto il contesto. Quindi a me queste due cose mi è piaciuto tantissimo, spettacolo stupendo, però ecco, queste due cose mi hanno un po' colpito. Basta. Beh, il rapporto padre-figlio è uno degli elementi di questa storia, anzi forse è l'elemento della drammaturgia un po' di Davide fino ad oggi, diciamo, c'è un po' questo... Diciamo c'è che questa anche... indagine molto profonda, molto accurata sulle tematiche dei padri, dei figli. Ed è anche uno dei motivi forse per cui lo associamo anche molto a Shakespeare, no? In questo senso, nel senso che uno dei pensieri che ho fatto sicuramente guardando questa cosa è il fatto che c'è una congiura, no? C'è, questo lo dicono le prime 3-4 righe delle note, si può dire, c'è una congiura, non è responsabilità né sua né mia né sua, e c'è una congiura, c'è un padre che muore, c'è un figlio che in qualche modo riceve, suo malgrado, una responsabilità. Questo ci ricorda inevitabilmente Amleto, cioè è un dato di fatto, questo è il punto di partenza che immediatamente ci pone in quella relazione lì. Come? Enrico, assolutamente. No, dico Amleto perché quello che è interessante in questo senso è che l'Amleto molto spesso viene, no, banalmente, no, il dubbio amletico, cioè colui che dubita, no? Colui che pensa, colui che fa un'indagine per scoprire la verità. Qui, in qualche, non dico parodistico, però in un certo senso c'è un'inversione, no, in qualche modo di quel meccanismo, no? Cioè il lavoro che fa Francesco è un lavoro che io leggo come un lavoro sì di trasformazione, ma una trasformazione che rispetto ad Amleto forse ci fa pensare che Amleto finisca in un modo e in questo caso finisca in un altro, nel senso che Amleto muore in tutto questo.
E questa indagine invece che viene fatta dal principe è un'indagine, se vogliamo, anche molto testosteronica, no? Molto, molto, molto di volontà, no? Più che di dubbio. Ma non è un caso, tra l'altro, che noi abbiamo messo in scena questo spettacolo dopo che, cioè a 2 mesi di distanza che con Francesco abbiamo fatto l'Amleto. Cioè, Quindi paradossalmente un fil rouge, se non solo testuale, però sai, dentro, cioè poi alla fine Amleto è l'indagine di ognuno di noi. Cioè, quindi... sì, sì, sì. Là. Ciao, grazie per ieri sera, siamo venuti a vedere lo spettacolo ieri sera. Io ho una domanda per Davide su questo tipo di scrittura, abbiamo parlato di Shakespeare, eccetera. C'è una dimensione comica, no? Una dimensione di farsa nello spettacolo. E da ieri non smetto un attimo a riflettere perché mi sono domande che vi faccio pure io. C'è lo stretto legame tra farsa e politica. Non sarà sicuramente una domanda la mia, ma piuttosto un invito a dirmi magari tu come la pensi quando scrivi, se il tuo intento politico, cioè la farsa è un intento di politicizzare un po' la drammaturgia e lo spettacolo in sé, oppure è perché vuoi parlare di politica o comunque di cioè un soggetto sociale, politico, filosofico, che di fatto la farsa per te è un mezzo utile per poter, diciamo, niente, lanciare questa proposta al pubblico. Scavarro diceva una cosa molto giusta: farsa vuol dire farcita, e che quindi è la cosa più difficile. Su questo Luca può essere molto molto più esperto di me. Chiamiamola la risata per semplificare, un tipo di risata che quindi non è la banale risata, ma una risata con un obiettivo. Io credo che sia il più grande miracolo concesso a un uomo. Permettere di far ridere le persone, non è il caso mio, chiaramente sto parlando di quelli bravi, di permettere di riflettere aprendosi, perché la risata è un'apertura, non è la chiusura del dramma. Perciò in tutto quello, appunto la letteratura shakespeariana, ma parliamo di tutto quello che è stato pure il Settecento, qui siamo a Venezia, dove c'è stata una letteratura che su questo ne ha fatto padrone. La commedia dell'arte è stata il più grande momento di denuncia politica della storia del teatro. E l'ho fatto con tutti i trabocchetti, con tutte le armi a disposizione degli uomini di spettacolo, che chiaramente erano attori, autori e via dicendo, perché solamente con il mezzo della risata si può veramente creare una rivoluzione. No, ma infatti ne parlavo in generale sul concetto di risata. Guarda, noi non c'è una risata, questo è uno spettacolo grasso, l'unico grasso sono io nello spettacolo, però, però e l'obiettivo è arrivare di taglio sostanzialmente, non di affondo. Però penso che tu sei molto più. Vuoi dire qualcosa sull'argomento? Sull'argomento, il problema è che farsa e politica adesso si confondono e quindi non c'è più una netta differenza tra la farsa e la politica. È un po' la dannazione di noi che di mestiere dovremmo fare ridere parlando di politica. Come fai? Ho visto Crozza fare Tajani, però cioè, ha fatto, cioè, era come vedere Tajani, non ha aggiunto niente. E questo è un dramma per noi, cioè non hai più... Cioè, prima c'era una costruzione politica e tu su questa cosa facevi un altro racconto, lo esageravi, lo esasperavi, lo sminuivi. Invece adesso basta fare il video col telefonino a quello che fanno loro e rimandarlo in onda. E questo per chi fa il mio mestiere è pericoloso. E non solo per me, anche per tutti gli altri è pericoloso, insomma. Sì, in questo senso una cosa che ho avvertito ieri sera che mi succedeva dentro è che mentre c'era c'è un momento dove c'è un gioco di inversione delle parti, diciamo, c'è un gioco di ruoli, diciamo, a mettersi nei panni di, io lì ho avvertito una pericolosità, e ho avvertito una pericolosità dentro un gioco che era quasi clownesco,
no? Cioè che era proprio un gioco di dire fai questo, io faccio quest'altro, e dentro a quella cosa lì io ho sentito che era pericoloso e mi sono chiesto, ci siamo chiesti poi uscendo, se anche questa pericolosità non è data dal fatto che oggi percepiamo che il confine, no, tra lo slogan goliardico, cioè vediamo video di TikTok di bombardamenti, no, con sotto le musichette, no? Cioè qualcosa che è assolutamente goliardico, la musichetta, dentro però un clima di tale pericolo, dove quasi forse dentro di me istintivamente, avvertendo la musichetta, ho iniziato a dire, forse è pericolosa. Cioè che si è creata quasi un'inversione tale per cui un gioco clownesco ha dentro un aspetto di sadismo tale dell'occhio mio che sta guardando questa cosa che mi fa sentire un po' in pericolo. Volete dire Volete dire qualcosa, ragazzi? Volete dire David, qualcosa? Luigi, volete dire qualcosa? Se posso fare una domanda io agli Prego. attori, io non ho visto ancora lo spettacolo, mi scuso, verrò domani. Però vi volevo chiedere una cosa più generica. Che differenza fa per un attore, che resta attore comunque, affrontare un testo classico oppure un testo che è stato scritto l'altro ieri? Come ci si rapporta? C'è un coinvolgimento maggiore, emotivo? Vai David. È tutta tua questa. Il lavoro è uguale, è identico da tutti i punti di vista. Poi dipende dalla forma. Se è un testo in versi è chiaro che devi avere una preparazione ben maggiore, tecnica. Se invece è un testo in prosa pura come questo, la preparazione è la normale preparazione di un attore, ma non ti richiede un grado successivo di espressività tecnica. L'approccio è uguale. Stare lì, leggere e cercare di sviluppare un'immaginazione parallela rispetto al tuo personaggio. Questo non vi comporta un coinvolgimento maggiore? Dipende dal testo. Qui sì, qui c'è, chiaramente devi fare delle sostituzioni, no? Per esempio nella mia scena con il consigliere io lo vedo come una figura paterna che mi tradisce, adesso non posso dire molto, però lui all'inizio fa una cosa, poi la cambia idea, poi farà un tentativo con lui di cambiare ulteriormente idea, c'è uno che è un losco, capito, continuamente che sta lì. Però nella scena quando io scopro che improvvisamente ha cambiato idea, eccetera, ecco lì sì, lì c'è una frattura. Ogni testo ti porta una domanda di questo tipo sul personale e tu devi andare sul personale ovviamente, ma non lo dici mai a nessuno. Dove vai sul personale? Perché questo non interessa a nessun altro che non a te stesso, per cercare di tirar fuori un po' di verità in quello che si fa, che è poi la cosa fondamentale, un po' di verità in quello che si fa. Certo. Non so se ho risposto. C'è qualcos'altro? Qualcuno voglia aggiungere qualcosa? Sì, c'è un due... Allora, io ho visto lo spettacolo ieri sera, bellissimo, complimenti veramente a tutti, gli attori bravissimi, tutti, e soprattutto il testo mi è piaciuto tantissimo, veramente scritto molto 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 bene. E poi un'altra cosa che volevo dire, la genialata di uno spettacolo che finalmente dura poco più di un'ora. E qua sfondi una porta aperta proprio. Bellissimo. Cioè, basta quelle lungaggini, quella lunga brodo, testi inutili, cioè veramente perfetto. E una domanda che volevo fare è se durante la scrittura era stato pensato a un ruolo femminile all'interno. Durante la scrittura se avevi pensato a un personaggio femminile. In un altro... No, in questo spettacolo se c'era perché tutti e cinque sono... No, sinceramente no, perché è un discorso, è un testo di persone misere, quindi è molto più facile farle raccontare a degli uomini. Un plauso alla paraculaggine. Questa domanda ce la fanno grande. Mi è uscito benissimo. Però è vero, sbagliati di no. Comunque, ecco, complimenti. Grazie. Grazie.
Ecco, a me quello che ha colpito di tutto lo spettacolo è stata la casualità che connota il potere, no? Ed è questa, non so se l'ho capita bene, ma e questo ve lo chiedo. Il sorteggio? No, non tiriamo fuori altri argomenti. No, dicevo perché c'è, da una prima scena sembra che le cose si mettano in una maniera. Poi arriva il principe e dici vabbè, questo non capisce niente, andrà a finire male. Poi si fa convincere dal veterinario e appare un altro scenario. Poi arrivano i consiglieri e ne propongono un altro. Allora, al di là come dire, delle trovate anche registiche, per cui sei sempre lì col filo a capire dove va a finire, ma quello che impressiona è che il potere alla fine sia gestito casualmente, cioè non c'è nessuna prospettiva, nessuna visione, nessun pensiero che vada, perché alla fine si pensa di proteggere il popolo, di farlo per il popolo inglese, ma in realtà lo si fa solo per il potere. Ecco, non so se ho capito bene, ma questa è la cosa che a me ha inquietato di più. Più che casuale, mi scusi. Cioè, io non lo so, cerco di capire. Cioè, casuale è che il delfino di quel re morto sia quel tipo di principe. Non è casuale che lui sia l'erede al trono, perché secondo questa monarchia... No, quindi... Il problema qui più che casuale è che c'è stato, come disse una volta Luca Speravo, lo diceva stasera, non l'hai detto, te lo volevo suggerire, ma adesso me la dico io. Come tutte le grandi rivoluzioni, qui c'è una rivoluzione mancata. L'ha detta Luca, questa era bella, l'ha detta Luca. A un altro incontro del pubblico. E questo, c'è una rivoluzione mancata perché il veterinario, grandissima astuzia, grandissima lettura dell'umano che ha di fronte, a un certo punto pecca di vanità e quindi sottovaluta. E pure qui, perdonami, un po' shakespeariano perché sembra la stessa cosa che fa Padre Lorenzo e Romeo e Giulietta. A un certo punto pecca di vanità e sottovaluta. E la persona che è stata manipolata dal veterinario, ma senza spoilerare nulla o senza, si mostra improvvisamente per quello che è. È cattivo? È crudele? Non lo so. Io, forse perché gli voglio un po' bene a questo principe, penso che sia anche il risultato di una fallimentare educazione, fallimentare crescita, sia stata una persona che fin da piccolo è stata abituata a credersi inetto. Dal padre, da una madre appena detta, da una corte, non si è mai sentito amato. E a un certo punto dice adesso tocca a me e io vi faccio un po' malino. C'è un fallimento totale, cioè secondo me il potere qui è inteso come un fallimento totale dell'umano che c'è dietro il potere, ma dell'umano principe, dell'umano consigliere, dell'umano altro consigliere, dell'umano agente, dell'umano dottore. Perché alla fine il potere è cosa? È un mezzo che gestisce l'uomo. Il problema è che tipo di uomo lo porta sto potere. Quindi il caso non lo so. Ecco, scusate, io riflettevo, però posso stare zitto in effetti. Okay. No, sì, anch'io stavo riflettendo su questo. Tra l'altro tu dici, secondo me una delle battute più importanti del testo, non è spoiler perché non dico in che momento la recita, però è chi sta al potere resta al potere. E quello è fondamentale e soprattutto questo, cioè anche soprattutto la regia. La dice? È sua, la battuta più importante del testo è sua. È una Vabbè, sua battuta, te la dice a te mentre tu stai lì e dici ammazzami. No, scherzo, non lo dice. Lo ti giuro, te la dice in faccia e io sono in mezzo. Lo so, ho capito, però... Però... Allora no, per dire che comunque anche riallacciando nel fatto della casualità,
per me non c'è, non tanto da testo ma proprio da regia, senza spoilerare niente anche qua, ma perché per come è proprio costruito lo spettacolo non è tanto il finale, è come ci si arriva a questo finale, a come questo potere, chi sta al potere rimane al potere. E il fatto della farsa, e poi a me non piace chiamarla farsa, mi piace chiamarlo magari più momenti grotteschi, è perché sta nel genio di chi lo scrive, di chi scrive la sceneggiatura, di chi scrive il film, di chi scrive la drammaturgia, di chi scrive insomma qualsiasi testo, quando lo scrive in maniera geniale, che ti porta da tutt'altra parte, ti fa credere una cosa, come posso fare esempi da Brasil fino ad arrivare a Trend TV, insomma diverge, ti fa arrivare da un'altra parte e poi ti dà la botta, e questo sta nella bravura innegabile di Davide nel farti rimanere secco, sia insomma quale sarà il personaggio che farà questa fine e lo spettatore farà la fine con lui. Non ho spoilerato chi però. Però tu hai monologhi più belli, Luca. È vero? Sì, Siamo uno? No, vabbè. Vabbè. Però si sente in quel monologo la rivoluzione Sì, mancata. la rivoluzione mancata. No, ma perché lui non se la ricorda bene, che anche in questo testo, come in tutte le rivoluzioni, la rivoluzione parte da qui, fa un giro a 360 gradi e torna esattamente dove era partita, e quella è la rivoluzione. Nessuna rivoluzione mai, perché tutte le rivoluzioni hanno fatto questo giro qua. Devi fare il gesto, la prossima volta fai il Esatto, gesto mentre la fai. E in questo testo succede esattamente questa cosa qua, no? Tutto c'è una rivoluzione a 360 gradi e alla fine tutto ritorna esattamente come era all'inizio, come in tutte le rivoluzioni. Questa è di Canfora, però non è mia, però io ve la vendo come fosse mia. Anche Tommaso di Lampedusa, cambiare tutto per la Ma che poi nella distopia, io chiudo poi, ecco, parlo adesso, poi basta, e nella distopia che stiamo anche vivendo adesso, e comunque la stiamo vivendo già da diversi anni, anche se adesso proprio esplosa, quindi siamo proprio nel massimo, è anche questo fatto che comunque, sempre riguardo il potere, è che se dal potere arriva un ordine, cioè chi sta sotto lo esegue senza neanche farsi troppi problemi. Cioè io guardo il mio personaggio, che è un personaggio un po' più marginale, però comunque fa da filo e accoglie tutti i personaggi principali che entrano. Questo personaggio, l'agente, che è il soldato, lui esegue e non si fa il problema, lo sto facendo, lo devo fare, non lo devo fare, sto sbagliando. Non è un problema. Il problema è, non esiste, cioè lo faccio, appunto. Non ho un pensiero, poi non sta a me giudicare se questo è giusto o sbagliato, eccetera, in questo momento. Però è questo che fa il soldato, e questo che fa l'agente Yellow nel testo. Yellow, ormai Yellow, anche se non era da testo. Grazie. Se c'è ancora l'ultimissima domanda, visto che sono quasi le 18 e dobbiamo lasciare andare gli attori, però se c'è qualcosina ancora che volete chiedere... C'è della suspense? C'è qualcosa? No. Allora dico io una cosa prima di lasciare andare, nel senso che ci tengo a sottolineare questa cosa, nel senso il motivo per cui vi ho chiesto la genesi è che in tutto questo a me affascina molto come è stato costruito questo lavoro, nel senso che io penso che appunto conosco un po' il tuo percorso visto da fuori, cioè insomma siamo colleghi che facciamo un percorso in un certo senso parallelo in Italia, abbiamo più o meno le stesse difficoltà, io sono del 93, quindi comunque siamo più o meno lì, 1993, giovane, ma non tanto, nel senso che all'estero saremmo già tranquillamente vecchi, non dico vecchi ma sicuramente di esperienza, perché comunque abbiamo più di 30 anni. Ricordati che questa sala è Palma il Giovane. Che Palma il Giovane. Tutta la vita giovane. Esatto. Esatto, diciamo che è un po' la nostra condizione e in questo senso qua io credo che sia importante anche raccontare, lo voglio fare io anche un po' come, non so se tu sei d'accordo, però io da fuori mi sembra molto evidente questo, anche un'operazione culturale produttiva che c'è dietro a questo progetto, perché non è scontato, lo sappiamo che non è scontato, lo sto anch'io vivendo in prima persona, no? Con questo tipo di cortocircuito che si è creato adesso in Italia nel momento in cui un 32enne è alla direzione di un teatro nazionale, no? Che si crea una situazione dove non si capisce più come è successo, poi è successo in maniera stranissima, no? Perché è in qualche modo stata un'indicazione che viene dall'alto in un certo senso, no? Viene dal ministero.
E questa cosa qui per me è molto importante raccontarla, perché fa parte di divulgazione di determinati meccanismi che si tendono un po' sempre a celare. Una drammaturgia di un drammaturgo di 35-36 anni in Italia è molto rara da vedere, ok? Dentro ai teatri nazionali, e di conseguenza vi faccio i complimenti a tutti, insomma, anche alla produzione, a tutti coloro che hanno puntato su questa cosa, perché c'è anche una, come dire, una scommessa di questo tipo, che non è una scommessa in realtà, perché l'età non conta niente, però dentro questo panorama teatrale italiano è una meravigliosa eccezione, quindi complimenti anche per questo. Ed Maior. No, adesso andiamo. Io però mi domando, veramente, una cosa, ma proprio cioè, ma perché uno debba valutare o meno la validità e quindi uno pseudo investimento produttivo sul fare o meno un testo in base all'età di chi l'ha scritto? Ma non bisognerebbe leggere il testo. Cioè, è una cosa che io trovo allucinante. Cioè, non è che dici, sai, l'attore ha già altri parametri in cui viene incontro, no? L'estetica, anagrafica, sessuale, cioè milioni di cose. Ma un testo. Cioè, se questo testo, come tanti altri grandi testi, l'autore ha 95 anni, ne ha 13, ma chi se ne frega? Sono ovviamente d'accordo, sappiamo, No, ma sappiamo che... Se vogliamo parlare di questo, che noi italiani, cioè le direzioni dei teatri italiani, tutto quello che nasce in Italia può arrivare dopo. Ah, sì, certo. Tanto l'internazionale. No, certo. Mi piace tanto questa forma, come Questo in generale siamo sempre esterofili noi, su tutto ormai. Quindi noi. Allora, invece in Italia tendiamo a... Ma adesso siete al potere, per cui ce la farete con il sovranismo italiano, no? Adesso siete arrivati voi. Sì, esatto, citando. Grazie mille, grazie alla compagnia. Merda. Merda.